Eccolo l'armistizio tra il Regno d'Italia e l'impero austro-ungarico. Per la prima volta da quel 3 novembre 1918 è tornato a Villa Giusti, nella stessa stanza nella quale questo storico documento che sanciva la fine della Prima Guerra Mondiale era stato firmato esattamente 100 anni fa. Un anniversario celebrato ad un secolo di distanza con un'altra firma, quella della dichiarazione Veneto Terra di Pace, per l'alto valore simbolico conferito al territorio veneto dalle testimonianze storiche della Grande Guerra. Niente di eroico nella guerra, c'è solo tanta disgrazia, tanta miseria e tanta tragedia. E dobbiamo ricordare non solo che la guerra è quella con le armi, ma è la guerra che bisogna evitare in tutti i giorni, che vuol dire trovare i meccanismi per risolvere i conflitti e trovare sempre la linea del dialogo e la linea dell'accordo. Noi siamo certi che tramite questo si possa garantire una prospettiva migliore per il nostro futuro in un momento in cui ci sono tanti conflitti nella nostra società e tante situazioni problematiche anche a livello internazionale, spesso ereditate da scelte e decisioni sbagliate del passato. Oggi dobbiamo fare tesoro di questo proprio in memoria del ricordo che ci lasciano i soldati che si sono sacrificati sui luoghi della Grande Guerra. Assieme al ministro Erika Stefani, all'assessore regionale Cristiano Corazzari e a sindaci e assessori di vari comuni del Veneto, anche tra gli altri i rettori delle università di Padova e Verona, esponenti dell'Anci Veneto e della Conferenza Episcopale del Triveneto. Operare per garantire il rispetto della pace come diritto umano fondamentale e diffondere un messaggio di pace e di fratellanza tra le genti è l'obiettivo del documento approvato dal Consiglio regionale. È stato proponente e poi tutto il Consiglio all'unanimità ha approvato questa legge e la dichiarazione successiva. È anche un modo per dire che quando la politica, le istituzioni, il terzo settore non riescono a dialogare, ad avere appunto accordi di mediazione, vincono le armi, la parola passa alle armi e noi non vogliamo questo.